Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, siamo all'aeroporto di Los Angeles, sono le 5 di mattina, quindi un volo un po' così. E il volo di oggi è Los Angeles Seattle, e non ricordo se l'ho già fatto, ma va bene. Niente, sono gli ultimi voli ragazzi prima di Fly 2020, ho ordinato il PC e dopo durante il volo vi aggiorno sulle specifiche. E non vedo l'ora raga, chiaramente poi partirà diciamo il giro del mondo, ma fatto in maniera diversa, dovrò spiegare molte cose. Qua stiamo, non c'è molto traffico, però l'ho anche abbassato perché in queste città qua belle cicciotte è meglio mettere un traffico basso, se no il gioco muore, poverino. Ok ragazzi, siamo pronti al pushback. È un volo di 829 miglia. E ok, prepariamoci. Sono gli ultimi voli con Flight, sarà anche il volo di saluto. Ma manca poco ormai, poi dovremo allenarci bene, nel senso prepararci alla grande perché... Hello, Captain. We're ready for pushback. Oh, finalmente sentiamo questa voce che non sentivo da una vita. Mamma mia, non vedo l'ora, e sarà un po' più difficile secondo me, però impareremo tutto. Locking gear. Locking gear. Dai, invece su. Rimarrà sempre ragazzi un gioco glorioso questo, cioè, anzi è un simulatore come è giusto dire. Però più che simularlo gioco, a me piace vedere i paesaggi, vedere il mondo e penso sul prossimo Fly come sarà. Ce la faremo? C'è qualche problema? Ok, boh. Ah, scusa un attimo. No. Ah, Dio mio, ogni tanto c'è questo bug. Ok. Sorry. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Release parking brakes. Commencing Ok. push. All engines clear. Start at will. Grazie amore. Ok. Comunque abbiamo fatto Los Angeles, Las Vegas. Però non ricordo altri sinceramente. Boh, non mi ricordo. Però non credo di aver fatto Los Angeles e Seattle, che poi andiamo nella tana della mitica e meravigliosa Tori. Quindi andiamo dalla nostra Tori. Sto guardando un po' i voli fatti. Vabbè. Vai di push. Qui è lei. A quest'ora sono pochi aerei comunque.
Guardalo, guardalo. Set parking brakes. La perfezione. Saranno fatti da Dio sul prossimo fly, eh? Traffico aereo, beh, qualcosa c'è, però veramente poca roba. Ho messo un 20% perché sennò fino a Los Angeles praticamente faccio 10 fps scarsi, neanche abbondanti. Oi oi oi. La radio per dopo ce l'abbiamo, ok. Unlocking gear. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass bin. Ok. Mi sono messo il ventilatore da scrivania perché comunque è un leggero caldo. Dopo quando siamo in volo, quando entriamo in quota crociera vi racconto un po' il PC nuovo. Ok, lui se ne va. Left is clear. Right is Right is clear. Ok, perfetto. Siamo in rollaggio. E vediamo cosa combiniamo. Qua c'è probabilmente un aereo che sta arrivando. Buono. Siamo veramente, cioè partire da un orario veramente curioso. Così volevo partire da quest'ora nella speranza di arrivare a Seattle. Siete Seattle, proprio Seattle. Con diciamo un'alba barra sole. Vedremo se è fattibile. Dopo avremo tanto da imparare col nuovo simulatore perché avremo tanti aiuti, però piano piano voglio eliminarli, anche perché magari veramente, cioè, gli aerei default sono già belli tosti rispetto a questi, però teoricamente dovrei, cioè è un gioco talmente bello, un simulatore talmente bello, talmente non vedo l'ora che ci perderò i giorni, quindi saluto la mia ragazza che forse diventerò single, ma va bene, insomma, cioè, dovrà capire, fly e fly. Fly è proprio il simulatore, è il gioco, così si può dire per noi appassionati, perché comunque io voglio sempre vederlo come un gioco, nonostante sia un simulatore. Mi voglio rilassare e godere i paesaggi, io ho questa mentalità. Ogni tanto sparisce qua la linea, vabbè. Quindi probabilmente abbiamo traffico, fatalità, l'unico aereo che deve arrivare qual è? Proprio nella nostra pista, zio Ken. Ma siamo sicuri? Vabbè. No, forse va da un'altra parte, vabbè. Speriamo bene. Sì, giusto, hai ragione, scusami vecchio. Ok ragazzi, pronti alla rock and roll. Direi di partire subito per sicurezza.
Vai, siamo con la 320 della Delta Airlines o Airlines, lascio sempre a voi la scelta finale. Vediamoci tutta la pista per sicurezza, tanto. Ok. Sono una pippa. Devo ricordarmi di risettare. Ok. Ho capito, mi dai un momento, grazie. Boh, adesso mi dice la virata a destra. Ok, the right 335. Ok. Era da tanto che non si volava al buio di notte, perché se non è notte in realtà è quasi giorno. Ok. Va bene, 005. Boh. Siamo in rotta. Circa. Ok ragazzi, allora adesso sinistra 335. Buon. Ok. Piccolina sempre, diciamo, California, Los Angeles, sempre posti piccolini. Tra poco possiamo anche buttare il motore a pieno regime. Speriamo di vedere un po' di luce. Oh, che palle. Ok, siamo in salita per 120. Possiamo pompare. E ora pompiamo. Adesso vediamo se si dà la quota crociera 360 o se dobbiamo fare ancora, diciamo, un'attitudine intermedia. Ok. Aspettiamo un attimo, vediamo dai se ci danno una rotta. Se ci danno un buon... no, sono in 200. Ho dato un'altitudine in
intermedia. Ragazzi, quota crociera raggiunta e c'è una piccola, come si dice, un inizio d'alba. Vabbè, va bene, allora siamo a 360, adesso possiamo un po' ciaccolare. Allora, intanto nei prossimi giorni, insomma un po' prima dell'uscita di Fly, quando cominceranno i video del nuovo Flight Simulator, sarà un viaggio di saluto, di pensionamento del buon Flight Simulator X. Penso che la rotta sarà la classica Roma-Venezia, con arrivo a Venezia, i vigili del fuoco che buttano le pompe d'acqua addosso all'aereo ed è finita. E niente, poi si prenderà con Fly. L'idea è quella di fare un giro del mondo stile quello che diciamo ha portato all'inizio del canale Kumendiano, però fatto bene. Mi piacerebbe, tipo non so, prima tappa la classica Venezia-Milano, però fare prima un giro sopra la strada di Venezia e poi cominciare Venezia-Milano. Arrivo a Milano, faccio un giro VFR di Milano e poi faccio la Milano-Roma, arrivo a Roma, sempre così a far vedere prima la città di partenza ed arrivo e dopo il viaggio. E quindi sarà un giro del mondo lunghissimo, ma ci godiamo tutto il paesaggio perfetto del mondo, fatto con grafica perfetta e con questo PC, signori. Allora, è chiaro che qualcuno può dire, faccio già uno spoiler, la 380 esce a settembre, però ragazzi, sto comprato casa, devo fare i lavori, tutto, la 380 all'inizio costerà miliardi, quindi diciamo questo sarà il procio per il nostro Fly Simulator. Allora, processore Ryzen 9 3900X 12 core da 4.6 GHz. Aspetta, bravo. Poi scheda madre, bella Gigabyte Asus X570 Master, Gigabyte, mi sono sempre trovato bene, tanti dicono la Asus o altre schede, ma MSI, ma rapporto qualità-prezzo perfetta secondo me, cioè anch'io ero dubbioso perché il PC mi dà una mano un mio amico per l'assemblaggio e tutto quanto, che è stra esperto, e quindi lui mi ha consigliato ancora 6 anni fa, quando ho preso questa scheda madre, devo dire che va veramente bene. La RAM poi una Trident Z da 32 GB, frequenza prima l'avevamo orientati sulla 4000 GHz, però andiamo sulla 3008 che ha anche una latenza più bassa e quindi va bene. Dissipatore Kraken X83 3x120, scheda video RTX 2080 Super, poi abbiamo un hard disk a stato solido da 1 TB, quelli iper veloci di nuova generazione, un altro allo stato solido tra virgolette un po' meno veloce ma sempre velocissimo da 2 tera, e un hard disk invece normale da 6 tera. Quindi ragazzi ho un po' di come si dice, ho un po' di spazio sul PC. Poi abbiamo l'alimentatore Seasonic 850 watt Gold, case Lian LA011 dinamiche, ventole Cooler Master RGB, per la modica spesa di 3.2k. Però raga, il computer lo devo comprare, io speravo di prenderlo a ottobre, ma in realtà prenderlo adesso forse mi conviene, perché poi con la casa nuova sarò tranquillo e non devo fare altri casini. Alla fine l'ultimo l'ho preso 6 anni fa, la scheda grafica ha 3 anni, però dopo 2 PC e posso giostrarmeli bene. Certi giochi li continuerò a portare sul PC vecchio, tipo quelli degli emulatori, quelli comunque ancora vanno bene, anche per non... cioè, voglio tenere il PC nuovo, diciamo, proprio come una reliquia, soprattutto per Fly, sono sincero, perché se avete quel gioco per me è tutto. Simulatore, anzi, chiedo sempre Venia, però io lo uso più per scopi geografici. E niente, così ragazzi, quindi questa è la bestiolina, non vedo, farò un video, comunque lo porterò. E niente ragazzi, il progetto Cume per poi in casa nuova portarlo avanti con video, cerco di farli un attimino più decenti, portare la webcam con diciamo un layout della stanza molto diverso e tutte queste cose qua, e poi vediamo se veramente può andare in porto l'idea magari di commentare anche un po' la nostra squadra del cuore, che è l'AC Milan di Milano.
E niente raga, questo è quanto. Adesso cosa... Bah, abbiamo adesso un'ora e 33, anche di più. Comunque il viaggio cioè, in realtà è una proiezione un po' così, perché ho il volo comunque di 3 ore contando tutto. Ci possiamo rilassare un po'. Eccola qua ragazzi, l'alba statunitense, mancano 486 miglia, un'oretta. Stiamo godendo come porchi, bellissimo, veramente. Quando ci sono questi colori è tutto meraviglioso, cioè, e siamo su Fly X. Vai. FS20, Flight Simulator 20, sarà il 99.000 volte meglio, quindi silenzio, intanto godiamoci questo. Quello che ci sarà fra un po' sarà qualcosa di spaventoso. Ok raga, mancano 253 miglia all'aeroporto di Seattle, dove c'è la buona, la meravigliosa e splendida Tori ad aspettarci. La nostra Tori meravigliosa e 37 minuti, sì, sono sempre di più ovviamente, e la proiezione dopo non conta che rallenteremo molto, e così dai, ci siamo ormai. La discesa 220 e mancano 117 miglia, non ho ancora l'avvicinamento, manca ancora un pochino, però ormai ci siamo. Ok ragazzi, inizia l'allineamento. Va bene, ciao. Va bene, ciao, va bene, ciao. Ok. Perfetto. Chiaramente le nuvolacce ci sono, ma fa parte del gioco. Nuvolacce pesanti, carichi di pioggia probabilmente, ma non pioverà, lo so. 9 miglia. Sempre bello, arriva le nuvole all'arrivo, ma Dio Cristo, che culo. Classico culo comendiano. Non si vede one mazz. Ok, che sentiero di discesa c'è, almeno quello. Ok, perfetto. Vai. Perfetto. La pista ancora non la vediamo. Va bene. Speriamo di vederla entro una certa ora, grazie.
devo sempre trovare queste giornate bellissime. Ok. Perché vai giù? No, sta calmo. Non mi piace molto come sta andando giù. Guarda che roba però. Che palle. Bene. Almeno non... Sì, vabbè, grazie. Grazie. Non vedo niente, Fioè. Non è credo, ma che culo, ragazzi, che culo. Ma ha piovuto anche qua, eh? 50, 30, 20, return. Va bene. No, ma che cazzo. Scusate, ho sbagliato il pulsante. E c'ho un altro problema anche. Add-ons. Ok. Va bene, va bene, va bene. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Scusate per lo sbaglio, ho premuto salvataggio al posto dei freni reverse, bene. Sì, piove a sbrega, cazzo. Che culo. Ho capito. Ok. Gate. Grazie. Ok. Va bene. Non mi aspettavo la pioggia a Seattle. Ok, raga, parcheggiato qua, volo perfetto, pioggia finale a Seattle, ma tutto regolare. Raga, un saluto da Kumendon, Venetian. Ciao!